Non solo la notizia shock della contaminazione da PFAS che sta interessando un Veneto su 7 di quelli sottoposti a screening regionale, ma da parte degli stessi esperti della regione Veneto un altro dato inquietante emerso relativo all'età delle persone con alterazioni dei valori nel sangue. Sono i giovanissimi adolescenti contaminati. Noi non ci aspettavamo che i ragazzini più giovani avessero questo tipo di esposizione, perché pensavamo che i soggetti adulti, più adulti, avessero avuto più tempo per bioaccumulare queste sostanze. Invece abbiamo visto che anche i ragazzi più giovani hanno bioaccumulato tanto. Insomma, un danno macroscopico è fatto. L'inquinamento provocato dall'azienda di Trissino sta coinvolgendo un numero crescente di persone, di innocenti la cui unica colpa è quella di vivere nelle zone contaminate dall'irresponsabilità di chi ha gestito la Miteni. Ora bisogna solo correre ai ripari. La Regione ha preso in mano la difficile situazione, avviando il secondo step di screening e cura. Abbiamo appena approvato una delibera di giunta regionale che prevede praticamente due percorsi, che sono un percorso di presa in carico dei soggetti che presentano elevate concentrazioni di FAS e alterazioni degli esami ematochimici. L'altro percorso è invece un percorso di trattamento per coloro che presentano alte concentrazioni di FOA nel sangue, in maniera tale da ridurre la concentrazione di queste sostanze nel sangue.